un'opportunità di formazione caratterizzata da una formula didattica innovativa, snella, flessibile, che abbraccia la sfida del grande evento olimpico 2026, quando gli occhi del mondo saranno più che mai focalizzati sulla realtà dolomitica, un'attività volta a far dialogare sempre più l'ambito della scuola con quello del lavoro. Con i primi di ottobre ripartiranno quindi i corsi di Tourism, Marketing and Communication sul territorio bellunese, un'operazione resa possibile grazie alla collaborazione della Camera di Commercio Treviso Belluno, al nostro partner di Ascom Confcommercio Belluno e ovviamente ai nostri amici di Confindustria. Il corso prevede una formazione biennale su temi che mettono insieme il binomio sport, turismo ed eventi, tema quanto mai attuale che sta a sottolineare l'importanza del saper gestire eventi di questa caratura anche in previsione di quello che sarà l'appuntamento del 20-26 di Milano Cortina. Quindi l'obiettivo sarà di formare questi ragazzi nella gestione anche di quelli che sono gli eventi sportivi su quel territorio, con una preparazione specifica a supporto delle aziende. Un'opportunità significativa per tutti i ragazzi che si iscrivono a questi corsi. Ricordiamo, i primi di ottobre riprenderanno i corsi del secondo anno e la settimana successiva partiranno anche i nuovi corsi. Un'operazione importante e significativa dal punto di vista anche della competitività di quel territorio e della necessità di arrivare pronti e preparati a un evento come quello olimpionico. Oltretutto, da sottolineare la grande opportunità delle competenze specifiche che verranno date a questi ragazzi, che costituiscono un portafoglio significativo e una grande possibilità di entrare velocemente nel mercato del lavoro. Quindi buon lavoro a tutti, buon inizio dei corsi ai nostri corsisti e buon lavoro ai nostri professionisti che saranno poi occupati nella formazione di queste grandi risorse e capitale umano per noi fondamentale.